Siamo giunti al terzo cantiere ad Adria, in Riviera Carbonara, ed è un intervento, l'ultimo che facciamo, che effettuiamo per il ciclo Voghin, all'interno del ramo cittadino del Canal Bianco. La cosa più importante però è che il progetto vuole fare in modo che i ragazzi si avvicinino al volontariato giovanile mediante proprio un'attività didattica vera, reale, in un cantiere. In questo cantiere imparano a stare assieme, fare gruppo, si avvicinano al mondo del lavoro e capiscono quanto è importante stare assieme, fare quindi gruppi di volontariato, ma l'ambiente quanto sia importante recuperarlo nella sua integrità e costruire in questo caso una palizzata, una scalinata totalmente in materiale naturale e recuperare quindi una zona naturale di Adria che è una tra le più belle della città. Questo intervento è un intervento di realizzazione di una palificata a varie altezze, quindi reclinante, che consente di realizzare un'opera di discesa verso il piano acqua del Canal Bianco. Vengono in questo caso utilizzate sempre le squadre della protezione civile, la presenza dell'ordine degli agronomi. L'ordine degli agronomi ha l'impronta operativa volta al fare che consente di anche recuperare finanziamenti non solo nazionali ma anche comunitari collegati a questo tipo di attività. I gruppi sono tanti: Lega Ambiente, Protezione Civile, i gruppi di scout, i gruppi giovanili che si danno da fare, e in questi 3 giorni saranno qui ad Adria per stare assieme e per fare quello che deve essere la finalità di questo progetto, l'associazione e l'aggregazione giovanile. Pensiamo che coinvolgere le associazioni e i cittadini per la salvaguardia del territorio e contro il pericolo idrogeologico sia qualcosa che bisogna iniziare da subito. Il cittadino deve preoccuparsi in prima persona e avere responsabilità sul territorio. Ci è sembrata una cosa molto interessante che riguarda i giovani soprattutto, e con questa ingegneria naturalistica una cosa nuova anche per noi che non avevamo mai visto, è motivo di crescita professionale per darci modo di affinare le nostre tecniche che già sono nella nostra formazione di base, ma che comunque ci permetteranno di essere più professionali. Noi abbiamo partecipato a questa attività di impresa naturalistica ben coscienti delle utilità che queste situazioni possono avere nella fase educativa dei ragazzi. Uno dei valori fondamentali infatti dello scautismo è rispettare e amare la natura, e quindi ci siamo sentiti da subito coinvolti in prima persona nel progetto Voghin. Crediamo sia importantissimo nell'evoluzione educativa dei nostri giovani che si rendano coscienti che il territorio può essere salvaguardato utilizzando anche materiali che non sono propriamente utilizzati nella cantieristica normale, e che le cose si possono fare anche senza utilizzare cemento e senza andare a sconvolgere il nostro territorio.